Soddisfazione viene espressa dal sindacato della CGIL di Agrigento, Funzione Pubblica, rappresentata da Enzo Iacono, sul fatto che la Giunta del Comune di Ribera ha deliberato la trasformazione dei contratti di lavoro per gli 84 dipendenti di ruolo part-time a 30 ore settimanali. All'ultimo risultato, afferma la CGIL Funzione Pubblica, si è arrivati dopo un confronto serrato con l'amministrazione, dirigenti, funzionari comunali, che ha visto un'ampia partecipazione dei lavoratori con numerose assemblee e iniziative di lotta. Diamo atto dell'impegno profuso dal sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, il quale ha creduto nella possibilità, attraverso la valorizzazione del personale, di potenziare i servizi pubblici che il Comune di Ribera rende ai cittadini. Al risultato ha contribuito anche l'intero Consiglio Comunale, approvando la proposta di bilancio presentata dalla Giunta. La FP-CGIL, Funzione Pubblica di Agrigento, considera questo risultato importante ma non risolutivo della vertenza in corso, in quanto l'obiettivo sarà quello di migliorare la situazione dei dipendenti del Comune di Ribera con il tempo pieno di 36 ore settimanali. Anche il sindaco Ruvola ha dichiarato di essere favorevole al percorso iniziato. I lavoratori auspicano che già dai prossimi mesi si proceda a creare le condizioni per la definitiva soluzione della vertenza. Abbiamo certamente dimostrato che l'impegno, l'intraprendenza, l'unione dei lavoratori del sindacato e la volontà di affrontare e risolvere le questioni da parte della politica portano frutti importanti. Con questo risultato, pur con il confronto a tratti molto aspro, possiamo affermare che nel Comune di Ribera si stanno raggiungendo numerosi risultati, come le progressioni verticali, i differenziali economici e l'applicazione degli altri istituti contrattuali. Chiediamo, conclude la CGIL Funzione Pubblica, di procedere celermente con la stabilizzazione del personale ASU, per la quale ci sono le condizioni previste dalla legislazione regionale per poter attuare la missione del lavoro pubblico di fornire servizi pubblici sempre più efficaci ed efficienti ai cittadini.